E non anticipo nulla, nel senso che parlerò a braccio dopo aver sentito l'intervento dei due candidati. È la sublimazione della democrazia, nel senso che diciamo, i militanti, i loro delegati sono attori protagonisti della giornata del congresso e io con ossequio e rispetto massimo non ho mai voluto fare ingerenze su nessun congresso, perché penso che sarebbe assolutamente non corretto da parte mia, per la carica che ho, fare ingerenze. Nessuna intrusione, continua a dire Luca Zaia, ma è chiaro che il suo al congresso di Padova sarà l'intervento più atteso. Dopo i due candidati che apriranno i lavori, toccherà infatti al governatore prendere la parola, e questo al termine di settimane, anzi mesi, di fibrillazioni in Casalega, culminate con l'addio amaro alla corsa di Bulldog Roberto Marcato, peso massimo del Carroccio, al quale buona parte dei leghisti trevigiani ha preferito Franco Manzato. Sarà lui a sfidare il commissario uscente Alberto Stefani, che lancia un tour per l'autonomia e pensa all'organizzazione del partito. Liga e impresa, le parole d'ordine per Manzato. Un appello molto semplice: torniamo a una Liga moderna che guarda al futuro, ma che sappia rappresentare le esigenze del territorio del Veneto e portare le istanze dei veneti, delle imprese, delle famiglie a Roma e non il contrario. La Liga Veneta è talmente forte e talmente radicata che può costruire un rapporto importante col tessuto sociale del Veneto, e noi puntiamo su questo. Riprendersi il Veneto sostanzialmente. Tornare ad essere i protagonisti, tornare ad essere quelli che in qualche modo hanno interpretato benissimo la società veneta negli ultimi anni. Innanzitutto quello di una Lega che guarda avanti, di una Lega coraggiosa, di una Lega capace di affrontare le sfide dei prossimi 20, dei prossimi 30 anni, soprattutto che si riparta uniti da lunedì per vincere i 350 comuni al voto e le elezioni europee. La priorità è quella di essere in mezzo ai cittadini. Ho illustrato la possibilità di fare un tour sull'autonomia, spiegando lo stato di aggiornamento del disegno di legge sull'autonomia in tutte le circoscrizioni, investire nella formazione, investire nei corsi di formazione politici. Inevitabile fin da ora guardare alle regionali 2025 e alla presidenza. Spetterà alla Lega e io spero che si possa tornare a votare Luca Zaia per un terzo mandato. Che la Lega sia il primo partito e confermi ancora la sua presenza come guida della Regione Veneto. Con Zaia, senza Zaia? Quello che deciderà lui. Quindi se Zaia decide di rimanere, e se è possibile farlo... Magari sarebbe un bel risultato. Ha fatto bene negli ultimi anni, può far bene anche il prossimo. Che cosa si augura? Ma che andiamo avanti, è ovvio, si va avanti, si farà il congresso e si va avanti ancora, insomma Lega ne ha fatti tanti di congressi e ne farà tanti altri.